C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, bentrovati. In queste nuove 25 puntate di Centro Anch'io vi racconteremo i nostri proverbi dialettali e ovviamente qualcosa di nuovo. E la novità è questa, i quartieri della nostra città. Iniziamo oggi con il quartiere Don Bosco. Il quartiere Don Bosco nel XIV secolo era compreso in una vicinia denominata Bottonaga. Fino al 1880 fu comune autonomo, prima con la denominazione di Bottonaga e poi di Borgo San Nazzaro. Fu infine annesso a Brescia. Sono progetti di Rodolfo Fantini la chiesa di Santa Maria in Silva e la villa di Rimpetto che fu del cognato conte Camillo Brozzoni. Impulso allo sviluppo del quartiere fu dato dall'arrivo dei Salesiani nel 1925, che nello stesso anno posero la prima pietra del tempio votivo dedicato a San Paolo Apostolo. All'interno dell'area degli ex magazzini generali è rimasto il manufatto notevole delle casere. C'è un'altra novità in questo Centro Anch'io, la vedete alle mie spalle, la cupola alla destra del nostro cupolone del Duomo. È la cupola di Santa Maria del Fiore Firenze. Abbiamo infatti realizzato tutte le nostre interviste a Firenze, nella culla della lingua italiana. Abbiamo portato simpaticamente il nostro dialetto. Il proverbio di oggi è questo: e del mestiere del pescadur na furtina e set dolur. Sentiamo un po' a Firenze com'è andata. Firenze, Santa Maria Novella, in compagnia di un fiorentino, Riccardo. Ciao, sei fiorentino? L'è sicuro che no, sono di Brescia anch'io. Non è possibile, ma che si viene a Firenze a fare sta cosa? Per intervistare i fiorentini e becchiamo un bresciano, non è possibile. Di dove, Riccardo? Sono di Bagnolo E che ci fai qui? e sono una settimana in vacanza. Birbone, ci racconterai ste vacanze. Sì, assolutamente. Senti, non abbiamo tempo, abbiamo soltanto tempo per leggere questo proverbio. Tu il dialetto bresciano, capisci? Lo mastico. Mastico, non sputazzarlo addosso a noi, vediamo un po' cosa sai leggere, vai. En del mestier del pescadur è una furtina e set dolur. Questa è la prova provata che Riccardo è proprio bresciano. Cosa hai capito di questo proverbio? Devo essere sincero? Una mazza. Nulla, ma tu sei pescatore, conosci qualche pescatore? No, qualche mio collega fa il pescatore. Però sai che il pescatore non è che posa la canna e subito... Sì, esatto. Quindi... Dai fortuna... tempo al tempo? Dai tempo al tempo, la fortuna arriva al pesce a bocca, ma ci devi stare pure un po', vero? Davide e Alessandro, siete amici? Sì. Voi siete di Firenze? No. Neppure voi fiorentini? No, neppure. Vacanza? Sì, siamo di Verona. Di Verona, vabbè, quindi non distanti dalla nostra città. Allora, chi interroghiamo? Davide o Alessandro? Interroghiamo prima Davide. Allora, tu riesci a leggere questo proverbio, caro Davide? Sì, allora, en del mester del pescadur una fortuna et se dolur. Cosa hai capito di questo proverbio? Questo detto? Nulla. En del mestier del pescadur una fortuna e set dolur. Sembra il mestiere del pescatore. Bravo, hai già fatto metà. Nel mestiere del pescatore c'è una fortuna. Sì. E quanti dolori? 7. 7. Perché il pescatore ha una fortuna e più? Tu sei pescatore, conosci qualcuno che è pescatore? No. No, però insomma non è che uno butta l'amo e subito il pesce a bocca, no? Certo che no. Ci vuole un po' di pazienza. Per forza. Bene, allora chiudiamo con Davide e Alessandro. Del mestiere del pescatore una fortuna e 7 dolori. Nel lavoro del pescatore c'è una fortuna e 7 dolori. Cioè, per pescare un pesce, si sa, ci vuole molta pazienza e molti di voi all'ascolto magari lo sanno perfettamente. Va bene, vi salutiamo da Santa Maria Novella, ciao!